La scorsa estate una petizione chiedeva di non toccare le cosiddette dune grigie sulla spiaggia degli Alberoni al Lido di Venezia, una raccolta firme che aveva collezionato quasi 15.000 adesioni. Il comitato ambientalista Altro Lido e il WWF hanno poi ricorso alla magistratura e precisamente al TAR del Veneto per chiedere che fosse annullato il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Venezia, che di fatto autorizzava la società del gruppo Aquarius di Vicenza a realizzare una spiaggia privata in un'oasi naturalistica. Ieri, nel pomeriggio, la seconda sezione del TAR, presieduta da Alberto Tasi, ha pubblicato la sentenza che risale all'udienza dello scorso febbraio. È stato accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati. Una decisione storica che di fatto dà ragione alla battaglia degli ambientalisti che avevano sempre contestato l'assenza nel procedimento della valutazione di incidenza ambientale. Il ricorso è stato patrocinato dagli avvocati Alfiero Farinea e Angelo Pozzan. Oltre alle due associazioni locali, la battaglia a difesa delle dune grigie aveva unito molte realtà del territorio. Mancando proprio questo aspetto, l'iter è stato azzerato. A poche settimane dall'apertura della stagione balneare 2021, la spiaggia non potrà così essere aperta. I concessionari potranno ricorrere al Consiglio di Stato.